di questa tappa vede Francesco Moser in maglia rosa con 22 secondi di vantaggio su Seronni, 24 su Knudsen. Preparatevi a sentire il boato della folla che ha invaso in ogni ordine di posti l'arena. Ed ecco 49-26, l'apoteosi di Francesco che entra e Penso di andare a casa e vedere il mio bambino che è nato proprio i primi giorni del Giro e che ho visto solo un momento quando sono andato a casa da Firenze per vederlo appena era nato. Adesso posso anche andare in pensione. Lui e la sua squadra non ha cercato altro che di ostacolarmi, non lo voglio assolutamente. Se i suoi direttori sportivi e lui prometteranno che la corsa verrà fatta una corsa di squadra come non fosse esistito nient'altro prima fra di noi, allora per me va anche bene, perché penso che essere una punta sola neutralizzato me è neutralizzata una intera squadra. Io mi metto fra i favoriti perché adesso ho già anche una certa esperienza, perché ho già fatto 2 campionati del mondo e so come correre. Penso che certi sbagli che ho fatto fino adesso non li ripeterò. È stata una corsa, il percorso non era durissimo, no? Io ho tentato un colpo di mano nell'ultimo giro sugli strappi che portavano a Cisternino e si era fatto il vuoto di dietro, solo che poi tutta la squadra belga ha lavorato per Martens e l'hanno portato sotto proprio nell'ultimo strappo e lui si è agganciato a noi all'ultimo prima della discesa. Io ho provato anche nel finale ma non c'era niente da fare, lo sapevo già quando ero nel finale che era impossibile batterlo, perché Martens si era visto quell'anno che quando faceva le volate levava la gente di ruote. Mi ricordo questa volata in cui tu praticamente non sapevi cosa fare. Sapeva no, perché non partire davanti era... A partire lungo si faceva il suo gioco, questa la ruota era uguale perché quando scattava veramente. E quando sai che hai a che fare con uno che è imbattibile è difficile scegliere la tattica. Allora abbiamo parlato di Ostuni. Dopo Ostuni avevo fatto anche il campionato del mondo dell'inseguimento a Monterone e lì mi ero levato la soddisfazione di vincere la maglia dell'inseguimento. Dopo siamo andati in Venezuela e lì sono riuscito a vincere, che siamo arrivati io e Turao e sono riuscito a batterlo in volata proprio. La volata? Ma la volata è stata difficile anche quella perché Turao era un uomo... Un grosso velocista, un grosso seigiornista. Però era uno abbastanza veloce, però io credo che lui sia arrivato all'arrivo che era non finito ma quasi, perché io avevo anche forato l'ultimo giro in fondo alla discesa, ho forato e lui se ne è accorto tardi che io ero già per terra che cambiavo la ruota, quando si è accorto io avrò perso 100 metri soli, ma se quello era successo a lui io arrivavo solo sicuramente, invece lui ha provato ma in poco tempo io gli sono andato sotto, si vede che era alla frutta insomma e penso che quello sia stato anche
più semplice per me vincere la volata, perché avere a che fare una volata con uno anche se veloce ma che non ha più niente nelle gambe, insomma, si può battere facilmente. Poi c'era stato anche un po' di confusione all'arrivo perché il pubblico era in mezzo alla strada e io sono caduto, mi ero fatto anche una ferita qua sopra l'occhio proprio subito dopo l'arrivo. E poi è cominciato un acquazzone che c'è stato un fuggi, c'era l'acqua alta nelle strade e questo ha un po', diciamo, sciupato questo momento di gioia. Prima frantuma il muro dei 50 km, poi vola a 51 km e 151 metri. È un salto in avanti, è il ciclismo che entra nel futuro. Scrive la Gazzetta. Tante volte l'uomo ha pensato di essere arrivato al suo tetto, ma il mistero che è in lui gli ha aperto sempre nuovi orizzonti, nuovi traguardi. Il grandissimo Francesco Moser, con la sua umile bicicletta, non fa che rinnovare la storia. Merita più di un grazie. Questo è il primo tentativo, giovedì 19 gennaio. Immagini inedite, tutto il team, poi Sorbini ci chiarirà i nomi di tutti i personaggi. Questo è il preparatore atletico Sassi. Record dei 5 km, 5, 48 e 20, 10, 11, 39 e 75, 20 km, 23, 30 e 92, nell'ora 50, 808 e 423. Anche Bearzot era emozionatissimo in tribuna. Raccontaci le tue emozioni in questo momento. Grossa emozione perché dopo 3 mesi di preparazione finalmente avevamo fatto la prova e con successo, che è quello l'importante, perché se sono le corse di ogni giorno che si sa che ci sono ogni anno sempre, è un'altra cosa. Qui erano 3 mesi che si pensava solo... questo gesto di stizza con questo microfono. Solo a quello, perché continuavano a spingere, perché... Secondo me è lesinato di spendere tutte le energie e oggi ha dimostrato di essere un grande uomo, non solo che... Moser, sì, è vero, doveva farla quasi come una passerella per accontentare i tifosi e invece sta migliorando di un giro, vale a dire di oltre 333 metri il proprio record. Sì, questo è vero, con Moser c'è questo di bello, che lui non si arrende mai. Io credo che ha dentro di sé una carica agonistica, tra l'altro, una carica agonistica che lo fanno tra gli atleti che conosco uno dei più validi, perché lì c'è la molla poi del successo, naturalmente. Ragguaglio ai 3 minuti, dottor Arcelli, Ragguaglio a 3 minuti da fine. Ma è in ritardo di soli 4 secondi, cioè 56 metri rispetto alla media dei 51 e 200. Quindi supera abbondantemente i 51 e anche i 51 e 100. Record migliorato di quanto? Record migliorato di un giro abbondante, speriamo.
ultimi 2 minuti. Allora, vogliamo ricordarvi che giovedì scorso Moser aveva coperto nell'ora 50 km e 808 metri, migliorando di 1 km e 376 metri il record che Eddy Merckx aveva stabilito nel 72 a Città del Messico, sempre qui a Città del Messico, ma sulla pista in legno del velodromo Augustin Melgar. Nel 72 49 431 per Merckx, 50 e 808, vale a dire un record giovedì migliorato di 1 km e 376, oggi è in vantaggio di 300 metri. Sì, è attorno ai 51-100, dovrebbe arrivare a quella distanza. Allora, prepariamoci per la fine, un commento tecnico e un commento umano. Abbiamo qui Italo Garbari, che è il presidente dei Moser Club. Abbiamo la possibilità di fare appena... Io intanto mi porto vicino alla zona, voi preparate tutti i dati, io voglio sentire prima i professori che hanno preparato, ha già superato il precedente record dell'ora ed ecco che ha finito 51 e 121 di media. Allora 51 no, nell'ora quanto ha coperto? Circa 51, 121 penso, adesso dobbiamo fare... Lo so che non ci crederete, ma entro per la prima volta nel museo di Casa Moser ed è una bella emozione. Adesso vi accompagno in un veloce giro di questa galleria di favolosi cimeli. Sono veramente dei pezzi meravigliosi, tutti quanti legati ovviamente alla carriera di Francesco Moser e dei suoi fratelli. Qualcosa riconoscerete anche da soli, immagino, tipo le maglie del grande Checco, le medaglie iridate su strada e su pista. Ci vorrebbe qui l'amico Diego Narte, che è sicuramente più attento di me alla storia del ciclismo e in particolare a quella del grande campione del Trentino, ricordiamolo, il ciclista italiano più vittorioso di sempre ancora oggi. Ecco qui. Ci avviciniamo ai pezzi forse più noti del grande pubblico, e cioè le biciclette dei record dell'ora, con le prime ruote lenticolari. Ecco, adesso concludiamo la nostra carrellata, anche perché qui è pieno di gente che vorrebbe chiacchierare, giustamente, e noi finiamo e ci togliamo. Ciao! Il papà e lo zio fin da bambini hanno vissuto in una zona vinicola del Trentino, perché sono nati in Val di Cembra e hanno speso molti anni della loro gioventù a lavorare nei campi, anche prima della loro carriera ciclistica. E poi negli anni 70, verso fine anni 70, hanno deciso di intraprendere questa attività di vinificatori e imbottigliatori con le uve che già producevano in Valle di Cembra. Poi la storia è continuata quando il papà, verso fine anni 80, si è spostato qui a Maso Villavart, dove ha comprato la proprietà inizialmente soltanto per espandere il vigneto dell'azienda, e poi, vista la possibilità di costruire una cantina nuova, anche aumentando appunto la capacità produttiva dell'azienda. Nella prima parte della loro avventura i vini che producevano erano soprattutto il Müller e il Teroldego,
che veniva dalla zona di Lavis e il Müller dalla zona della Val di Cembra. E poi con il tempo hanno aggiunto lo Chardonnay, che inizialmente era soltanto un vino fermo, e poi dall'84 è entrato anche nel nostro Trento DOC il 51-151. Poi arrivati qui a Maso Villavart, sulle colline di Trento, abbiamo trovato dei vigneti già piantati di moscato giallo, che quindi si è aggiunto alla nostra produzione, e poi con il tempo noi abbiamo aggiunto prima il Riesling e poi anche il Traminer. Ma nella nostra famiglia lavoriamo praticamente 4 della famiglia del papà, e anche nella famiglia dello zio Diego ci sono altri 3 componenti che lavorano nel vino. Diciamo che forse per il papà e lo zio, che provenivano da una famiglia contadina, ma era comunque una famiglia povera, la possibilità che hanno avuto, anche grazie sicuramente al ciclismo, di poter investire in una cantina, poter investire in una produzione che fosse loro, è stato sicuramente quello che li ha portati a iniziare la loro attività di cantinieri.